Ebbene, chissà quante altre opere sono racchiuse nel silenzio dei secoli. Chissà quanti altri monumenti sono pronti a mostrarci tutto il loro splendore, i loro trascorsi, i loro uomini. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre qui su Teleuropa Network. Continuiamo il nostro giro all'interno delle bellezze qui conservate nel centro storico di Cosenza. Salutati gli amici di San Gaetano e di Sant'Agostino che ci hanno permesso di mostrarvi queste particolarità e queste bellezze che sono un elemento cruciale della storia di Cosenza. Ci spostiamo per mostrarvi altre particolarità, perché come ho già detto in precedenza ci sono altri monumenti, altri edifici che giacciono nel silenzio dei secoli. E abbiamo deciso di sfruttare questa opportunità per raccontarvi queste bellezze. Mario, direi che è fatta ora. Non muovetevi, ora vi lancerò direttamente da qui per mostrarvi dall'alto, insieme all'operatore, dove ci troviamo. Mario, passami la camera. Lanceremo i nostri amici telespettatori dall'alto. Benvenuti in una nuova puntata del Viaggio nella Storia. Benvenuti nel centro storico di Cosenza. Ho deciso di ripartire proprio da dove ci siamo interrotti e continueremo a muoverci nei diversi periodi storici senza attenerci ad una corretta linea cronologica. Siamo qui in una delle chiese, in uno degli edifici che abbiamo deciso quest'oggi di raccontarvi. Non vi nego che portare questi contenuti, aggiornare sempre, permette pure al sottoscritto di studiare e apprendere nuovi posti. Perché il bello è questo, il bello è in questi viaggi che stiamo intraprendendo. Conosco posti che non mi vergogno di dire che nella mia città non conoscevo. Oggi siamo nella parte storica di Cosenza, dove ho intenzione di mostrarvi un qualcosa. Sì, una pagina di storia incastonata all'interno di quell'enciclopedia all'aperto che è il centro storico di Cosenza. Dinanzi ai nostri occhi si sta spalancando il XVI secolo, ed ecco il complesso di Santa Maria delle Vergini. Vi diamo qualche numero. Questo complesso monastico fu fondato tra il 1512 e il 1520, dall'unione di due antichi monasteri cistercensi presenti a Cosenza, Santa Maria della Motta e di Santa Maria Domini Egidi. Poi successivamente a loro si unì il convento delle Benedettine di Mendicino. Ma chi risiedeva al suo interno? Pensate un po', questo edificio era adibito all'accoglienza delle donne aristocratiche cosentine, ma anche appartenenti al ceto civile. Poi, successivamente, a risiedere al suo interno furono soltanto le donne nobili. Dobbiamo ricordare, cari amici telespettatori, che in questo monastero si seguivano le regole cistercensi. Ci troviamo davanti all'accesso del complesso, davanti a questo portale in pietra e all'arco a tutto sesto dove possiamo ammirare i dettagli con cui è stato costruito. Ora entriamo in questo edificio che abbiamo deciso di raccontarvi. Questa è una delle tantissime porte che quest'oggi apriremo. Ringrazio ancora una volta Don Luca per averci permesso di essere qui quest'oggi, per raccontarvi nel nostro piccolo una delle pagine più importanti della storia di Cosenza. Entriamo per imbatterci in questo antico cortile quadrangolare, dove la nostra attenzione fu subito rapita dalla bellissima facciata, dove possiamo notare questo portale in pietra, la cui storia potrebbe collegarsi benissimo alle maestranze roglianesi, la cui presenza è già stata accertata in diverse opere nel centro storico. La decorazione rimanda alla sfarzosità barocca.
Noi parliamo sempre per punti, perché cercare di riassumere la storia di questi importantissimi edifici in 20 minuti non è cosa da poco. Ora ci troviamo in un portale che è di una maestria unica. Guardate con me, amici telespettatori, se Mario è bravo a riprendere ora, vi farà vedere come è stato intagliato nella minima particolarità e le maestranze, probabilmente locali, anzi quasi sicuramente locali, sono rappresentate in questo portale, che mi onoro di aprire quest'oggi. Mario, entriamo in questa meraviglia. Quante porte stiamo aprendo per voi, e con il massimo rispetto che entriamo in questo ennesimo edificio. Guardate voi, venite. Di primo impeto mi ci viene di alzare la testa al cielo e ammirare questo tripudio di immagini che l'operatore vi mostrerà in tutta la loro bellezza. Ora cercheremo di mostrare a tutti voi, cari amici telespettatori, la storia di questo territorio che si spalanca dinanzi ai nostri occhi. Siamo entrati dall'area d'accesso di questa cupola, decorata con quel che sembrerebbe stucco, oro e bianco. Amici calabresi, mi rivolgo in particolare agli spettatori cosentini. Guardate questa pala, in uno dei due altari minori, e a cosa vi rimanda questa immagine? Subito noi pensiamo di ritrovarci dinanzi alla Madonna del Pilerio, ma così non è. La pala, come ben possiamo osservare, è circondata da queste due colonne decorate, con questi motivi vegetali. L'opera è circondata da quel che sembrano 4 immagini che raffigurano alcune scene importanti, come la visitazione della Beata Vergine Maria, che fece alla sua parente Elisabetta dopo aver ricevuto l'annuncio, l'adorazione dei pastori, la presentazione al Tempio e l'adorazione dei magi. La probabilità che la pala, l'icona, siano stati realizzati in un differente arco cronologico è molto alta. Noi, con tutto il rispetto possibile, cerchiamo di raccontarvi la storia di questi importantissimi edifici che ci siamo prefissati di raccontarvi questa sera. Mario, continuiamo per far vedere ai nostri amici telespettatori. Alla nostra destra troviamo il secondo altare minore. La tavola rappresenta l'Annunciazione della Vergine. Ritorniamo sull'altare maggiore e ad osservare la pala con la morte e l'assunzione della Vergine. Abbiamo rappresentato un dogma importante per la Chiesa Cattolica, la Madre del Cristo che al termine della sua vita andò in paradiso, con la sua anima e il suo corpo. Da questo avvenimento prende il nome Assunta, accolta in cielo. Guardate dove vi portiamo. Dopo che abbiamo parlato della Chiesa, ora vi mostriamo un particolare che è nascosto in questa magnifica meraviglia. Un chiostro quadrangolare che con molta probabilità fu realizzato nello stesso momento in cui fu costruito il monastero. Che aggiungere se non un posto da conoscere, da visitare e da custodire, cari amici calabresi. Continuiamo il nostro viaggio all'interno degli edifici di culto di Cosenza. Spostandoci, passeggeremo nel centro storico. Subito dopo, non appena abbiamo lasciato l'edificio delle Madonne delle Vergini sulla nostra destra, troviamo questa meraviglia ormai murata, ma un tempo doveva essere il Palazzo Sersale. Guardate voi, Mario. Continuiamo il nostro viaggio
continuiamo il nostro viaggio all'interno di questa puntata e nei luoghi sacri di Cosenza, per arrivare in un altro importantissimo edificio di culto. Antica chiesa fuori le mura di quella che una volta era Cosenza. Ma prima dobbiamo dire due parole sulla facciata principale. Subito la prima cosa che risalta di questa meraviglia è la facciata con questo magnifico rosone costituito da 16 colonnine. Una meraviglia con cui deliziarsi per gli appassionati del mondo antico. Oggi vediamo è una chiesa di stampo barocco, prettamente barocca. Il complesso che vediamo risale intorno al XV secolo, ovviamente ha subito più influenze e sono complessi che nascono in epoche diverse, però orientativamente tutto risale al XV secolo. È di epoca barocca la navata che vediamo. Qui a San Domenico abbiamo la fortuna di ammirare più luoghi annessi alla meravigliosa chiesa. Uno di questi è proprio la Cappella del Crocifisso. Se seguiamo la tradizione, la chiesa di San Domenico insieme a quella del Crocifisso di Cosenza possono giocarsi il ruolo di primato di costruzione al di là di quelle che una volta erano le mura cittadine. E in questa cappella che state vedendo, che secondo la tradizione è legata alla probabilità di un primitivo nucleo religioso, o per dirla semplice, la prima costruzione in antichità della chiesa era questa cappella che voi state osservando. Noi ad oggi possiamo ammirare più particolari come questo splendido crocifisso che accompagna il nostro cammino, o la cappella dove al suo interno è collocata la bellissima scultura della Madonna della Febbre. Questa cappella è la parte più antica della chiesa di San Domenico e possiamo vedere effettivamente un gruppo scultoreo che rappresenta la Madonna della Febbre, così chiamata in realtà proprio dagli stessi cosentini, essendo una zona malarica, che pregavano questa Vergine con questo titolo e questa finalità. Perdonatemi, per contestualizzare un attimo il periodo, ci troviamo a cavallo del 1500. È soltanto una delle tantissime porte che apriremo quest'oggi. Mario, fai attenzione. La storia di Cosenza e dei Puteridarium non finisce qui. Noi vi abbiamo mostrato, per gli appassionati del viaggio nella storia, quello nella cattedrale di Cosenza. Successivamente abbiamo mostrato quello della chiesa di Sant'Agostino e attraverso questo accesso, che non ci fa paura perché noi vi porteremo anche lì, vi mostreremo un unicum che questa importantissima chiesa nasconde al suo interno. Mario, io direi di accendere il faretto che è già acceso e andiamo. Ok, la storia di Cosenza e dei Puteridarium. Troviamo sempre... Fai un giro, Mario. Attenzione, il fangatello. Fai un giro. Questi sono dei Puteridarium forse meglio conservati rispetto a quelli che abbiamo visto. Abbiamo l'onore ed il piacere di essere i primi ad entrare in questa meraviglia. Venite.
Ok, dove ci troviamo? Allora, prego, qui ci troviamo nell'oratorio del Rosario. Questa cappella è stata affidata dai domenicani nel 1630 alla confraternita del Santissimo Rosario. Diciamo che abbiamo notizie che la confraternita esisteva già prima del 1630, in modo particolare dal 1468 abbiamo notizie di una bolla papale dove esprimeva proprio l'indulgenza plenaria data ad una confraternita qui a Cosenza e qui a San Domenico. Quindi qui in modo particolare ci troviamo appunto sull'altare e diciamo spicca una particolarità, sì, che sono questi due tabernacoli, sì, e probabilmente in realtà, come possiamo vedere proprio dal colore cangiante, quello superiore è stato posto posteriormente. Stavamo dicendo? Che all'interno del soffitto ligneo decorato in oro abbiamo quello che è uno stemma di un mecenate. Che Conosciamo la persona, no? si chiama Cocchiaro. Ok. Qualche aristocratico del posto? Non si sa. Non si sa. Sì, sicuramente sarà qualche aristocratico del posto. Si occupò di quella che è stata il restauro all'interno dell'oratorio del Rosario e creò quella che in realtà è un'associazione chiamata Pio Montecocchiaro, che si occupava di donare la dote a delle ragazze che non potevano permettersi il matrimonio. Sì. La natività, quindi la nascita di Gesù. Sì. E invece c'è l'incontro fra Maria e sua cugina Elisabetta. Però quello è un dipinto, in realtà non è un affresco, si può notare anche dai colori che sono un po' più accesi e più visibili. Possiamo vedere i laterali dell'arco trionfale innanzitutto per il trionfo dello splendore, sia di colori che ovviamente di arche, ma anche trionfale perché separava inizialmente l'altare da quello che era la platea dove stavano i laici. Possiamo notare quelli che sono due dipinti, in realtà rappresentano un'unica situazione, ma vengono divisi. Abbiamo a sinistra l'angelo Gabriele che ha appena terminato il volo e arriva da Maria, che troviamo invece sulla destra, sì, e viene raffigurata qui l'Annunciazione. Infatti vediamo in che periodo storico sono stati fatti? I dipinti sempre 700. Okay. La chiesa tardogotica aveva una navatina laterale composta da quelle che si possono ancora ammirare. Sono 8 cappelle. La prima è la cappella della Madonna della Febbre, curata, affidata alla famiglia Martucci, seguita da appunto una serie di cappelline successive, tutte diverse una dall'altra. Ce n'è una molto bella, quella con la volta in pietra, e poi culminano nell'ottava, che è una cappella di forma ottagonale. Ora c'è un rifacimento, perdonatemi, troviamo sempre questo numero. Esatto. Nel complesso di San Domenico un numero chiave per la lettura spirituale, artistica del complesso è proprio il numero 8. Il numero 8 che è il numero dell'eternità, della vita eterna, perché i 7 giorni della creazione rinviano all'opera creatrice di Dio che crea nel tempo, mentre l'ottavo giorno è il giorno della creazione. Quindi probabilmente gli studiosi ritengono la cappella ottagonale un luogo proprio deputato alla preghiera per la vita eterna, quindi per le anime dei defunti. Una commissione riunitasi a Cosenza nel 1928 ha censito la cappella come sicuramente un edificio del XIII secolo. Ce lo racconta anche lo stile gotico. E poi ci sono delle ulteriori indicazioni che ci parlano dell'utilizzo. C'è una piccola nicchia dove veniva probabilmente deposta la lampada d'olio e soprattutto c'è il putridarium sotto il pavimento che proprio ripete la forma, anche se il putridarium è una forma circolare, riprende proprio la forma della cappella ottagonale. Ed eccoci qui, siamo giunti alla fine di questa puntata. Ringrazio la dottoressa Toninelli e le altre ragazze che ci hanno aiutato a ricostruire un'importantissima pagina di storia, che è quella di San Domenico all'interno della nostra città. E io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre qui su Teleromanetto.